giudice. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Telefono da Conegliano. Buongiorno. Visto che sei il giudice o il magistrato, volevo domandare adesso è senatore oggi. Scusi? È senatore, non è giudice. Ecco, senatore, ma era. Ecco, io leggo sul Gazzettino, Iara massacrata con 6 coltellate. A che pena le daranno? Faranno come la Tassinari? Perché quella gente là, quando che venirà preso, deve essere eliminata dal paese, perché vollesi là, che vollesi severi, proprio vedere la mamma, il dolore di un genitore, a vedere una figlia, mi viene da piangermi che non c'è neanche a mia figlia, non so, sua mamma diventa amata, non si può più, non c'è giustizia, glielo dico e glielo torno a ripetere, da tanto non c'è giustizia, c'è troppi soldi che gira su quei caste là che resi intoccabili. Vabbè, signora, sta facendo un po' di confusione. La pena è una questione, le caste intoccabili non so quali siano, i soldi che girano non c'entrano nulla. Qual è una pena credibile per il mostro? In un caso del genere il massimo della pena è l'ergastolo. Si sconta ancora l'ergastolo in Italia? C'è qualcuno che ha avuto l'ergastolo che è dentro e non è ancora uscito. Mediamente chi fa l'ergastolo? No, normalmente no, perché c'è la possibilità nei casi di buona condotta a un certo punto di avere degli sconti, di avere dei benefici carcerari. Le leggi vanno applicate per quello che sono. È giusto che ci siano questi sconti, queste cose? Questa domanda fa il pari. No, ma certo, fa il pari con quella che viene posta quando si dice è giusto dare uno sconto di pena al pentito. Allora, all'interno di un ordinamento sociale, di qualsiasi società, politicamente e socialmente si fanno delle valutazioni e si dice per questo reato diamo il massimo della pena. Ai mostri, tra virgolette, è giusto poi dare gli sconti per buona condotta? Cioè moralmente, secondo lei politicamente è giusto? No, io darei il massimo della pena e gliela farei scontare. Quindi niente sconti? Niente sconti, io escluderei per certi reati la possibilità